Ultima tra le grandi regioni per donazione di organi, prima in Italia per donazione del cordone ombelicale. È solo una delle contraddizioni della Sicilia, la prova che i siciliani non sono meno generosi di lombardi o emiliani, ma il sistema a non metterli nelle condizioni di esserlo, perché mentre la rete dei trapianti funziona a singhiozzo, azzoppato da burocrazia e carenza di personale, la banca del cordone di Sciacca è un'eccellenza nel panorama nazionale. Per il terzo anno consecutivo l'isola ha raccolto più unità di sangue cordonale di ogni altro centro in Italia e nel 2022, già nel mese di settembre, aveva superato il dato complessivo del 2021. 1.131 unità contro le 1.032 dello scorso anno. Numeri che, come dimostrano i dati dell'unità di medicina trasfusionale dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, crescono mese dopo mese. 288 unità nel trimestre gennaio-marzo, 367 da aprile a giugno, 476 tra luglio e settembre. I globuli rossi del sangue contenuto nel cordone ombelicale possono essere utilizzati, quando idonei, per migliorare le condizioni di salute dei neonati prematuri, aiutando a prevenire complicanze quali deficit intellettivi, cecità, disturbi dell'apparato respiratorio o gastroenterico. In Sicilia, grazie all'autorizzazione all'unanimità del Comitato Etico Palermo 2, sono 16 le unità di terapia intensiva neonatale che potranno praticare queste trasfusioni. Le cellule staminali del sangue cordonale invece sono ampiamente utilizzate anche e soprattutto per pazienti adulti che necessitano di un trapianto e sono privi di donatore compatibili, oltre che per la formulazione di farmaci per la cura di diverse patologie. La volontà alla donazione può essere comunicata direttamente al personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale in cui si intende partorire e prevede la compilazione di un questionario anamnestico completo di consenso alla donazione siglato prima dell'inizio del travaglio di parto.